Prefetto, ecco, nel suo discorso le diceva per non dimenticare, iniziative come queste servono proprio per non dimenticare quanto è successo nel 21 settembre del 1990. Quello che è successo nel 21 settembre 1990, quello che è successo nel luglio del 2017, non dimenticare mai questo tipo di manifestazioni, questo tipo di ricorrenze non devono essere meramente un rituale. C'è il rischio che possano diventarlo e allora lo sforzo che ognuno di noi deve fare in vista della ricorrenza e quindi poi molto più facilmente, il più quotidianamente possibile, è di tenere vivo ciò che come insegnamento determinati personaggi, determinate figure ci hanno dato. In questo caso specifico la figura di Livatino ci ha dato la sua trasparenza, la sua onestà, la sua linearità e contro questa linearità qualcuno ha rotto questa linea rompendo la vita. Questa vita noi la dobbiamo recuperare nella nostra linearità e nella nostra trasparenza. Momento importante, 21 settembre 1990, ancora oggi il ricordo, la testimonianza e il segnale della presenza dello Stato per non dimenticare. È una data importante, è un giudice importante da ricordare, un ottimo magistrato, ma anche un esempio di virtù cristiane. Quest'anno è particolarmente importante perché una mano assassina, ignobile, ha vituperato questa stele e oggi la ricomponiamo. E con questa ricomposizione rimettiamo d'accordo i cittadini onesti con le loro coscienze e con la figura di Rosario Livatino. Altri sono volute fare anche delle opere importanti come la sorveglianza, la luce. È stata l'occasione per fare diventare questo posto un posto della memoria. Sono fatte delle opere importanti, delle opere che resteranno, è una giusta cosa. Sono presente perché è importante partecipare a manifestazioni di questo tipo che consentono di rinnovare la memoria per avvenimenti tragici che hanno segnato la storia della magistratura italiana, se si pensa a tutta una serie di omicidi che sono accaduti negli ultimi 30 anni. Credo che quindi esercitare la memoria e stimolare i giovani a ricordare esempi come quello di Livatino o del giudice Saetta, in questo caso, sono cose veramente importanti. Ma è importante perché non ne siamo venuti fuori definitivamente, perché benché tanta strada è stata fatta, tanta acqua sotto i ponti è passata. Quando una mattina un magistrato si reca al lavoro e si recava solo con quella Ford Fiesta colore rosso, da solo, pur avendo tra le mani importanti attività di lotta, di contrasto al fenomeno mafioso, oggi evidentemente lo Stato funziona in maniera molto diversa rispetto a quegli anni e però non ne siamo venuti fuori definitivamente dal fenomeno mafioso. Per cui vale la pena ricordare quel sacrificio e guardare in prospettiva perché ci se ne affranchi definitivamente.